Non si può spostare il problema da un comune ad un altro, lo sfogo del sindaco di Montebelluna Marzio Favero, che già ieri aveva chiesto un daspo per i nomadi che hanno picchiato Gianni Precoma e che ora si sono fermati nel suo territorio. Io credo che purtroppo quanto è accaduto segni una svolta irreversibile. Un atto di violenza di questo tipo non può essere accettato, il problema va risolto, non spostato al comune limitrofo. Il risultato sarà sempre lo stesso, spiega. Andremo a dirgli di spostarsi, ma questo non risolverà il problema. Continuerà il solito giro dell'oca, per cui gli agenti della polizia locale andranno a dire che nel parcheggio Sansovino non possono sostare, si sposteranno in altri luoghi della città o fuori città, ma io credo che quanto è accaduto invece debba essere attenzionato in modo forte dalla magistratura. Quello che hanno fatto queste persone è di una violenza inaudita, continua Favero. La misura è colma. Non solo, ma ora c'è anche preoccupazione per la polizia locale che dovrà andare a dirgli di andare via. C'è preoccupazione per gli agenti della polizia locale che sono chiamati a invitarli a spostarsi, c'è preoccupazione anche per i cittadini normali a questo punto.